Bentornati signore e signori, io sono Franco Nusinas, il canale è Un Sardo sul Continente e finalmente stiamo tornando ad parlare di quel calcio che conta, che ci piace a noi. Finalmente si è esaurita questa pausa estiva e il nostro Cagliari si sta rituffando all'interno di tutta quella agonistica calcistica che tanto fomenta il nostro vivere per quelli come noi che vivono di passione calcistica, signori. Allora, prima di tutto un pochino di integrazioni a livello di notizie di mercato e di squadra. Come vedete oggi è stato già pubblicato un video che faceva un recappone praticamente della nostra situazione di squadra. Contate che questo video io l'avevo registrato venerdì e giustamente, anche se è stato pubblicato oggi, mancano ancora quelle due bombette necessarie per integrare le ultime novità. E infatti notizie di poche ore fa il fatto che Palomino, signori, ex difensore atalantino, sia ufficialmente un giocatore del Cagliari. Sembrerebbe quasi che per un gioco del destino la squadra, la società anzi, abbia sentito la preghiera del sottoscritto e abbia integrato la nostra situazione difensiva, che come saprete ormai ascoltando, e se non l'avete fatto vi invito a recuperare i video precedenti, i commenti delle partite di amichevole precampionato che abbiamo già abbondantemente commentato insieme, era la settoristica insomma della nostra squadra dal punto di vista tecnico-tattico che mi forniva più intense preoccupazioni, non solo per la scelta di un giocare con una difesa 3, ma anche per quelli che avrebbero dovuto essere poi i difensori protagonisti di questa nuova scelta tattica data dal nostro mister Nicola. L'arrivo di Palomino ufficiale ormai e in più anche la conferma di un ottimo lavoro a questo punto di rinvigorimento fisico per recuperare il lavoro perduto a causa della Coppa America del nostro glorioso sudamericano Henry Mina mi ha dato sicuramente un motivo di conforto in più, perché se giocassimo con la difesa a 4, come abbiamo fatto ieri poi durante la nostra partita di Coppa Italia che ci stiamo per apprestare poi al commento in questo momento, oppure se giocassimo anche effettivamente con la difesa a 3, la presenza a livello di centralistica pura di Mina, Luperto, principalmente Palomino, con poi subentrati a questo punto Puri, Vitesca, Zidiakos e Obert, e sulle fasce, quindi l'utilizzo di una difesa poi a 4 di Augello, Azzi, Di Pardo oppure di Zappa, effettivamente, da utilizzare quindi come terzini puri, mi ha effettivamente dato una bella botta di ottimismo in più perché supponendo invece di utilizzare il modulo 3, la presenza di una titolarità con Luperto, Mina, Palomino sinceramente mi mette molto più a mio agio rispetto a un Vitesca Zidiakos Vitesca Zitiakos titolari con a fianco magari il solo Luperto o il solo Mina. Niente da togliere per i due ragazzi, Zidiakos e Vitesca, ma hanno secondo me molta più fragilità anche a livello proprio di personalità, perché comunque per reggere una difesa a 3 deve essere un ottimo difensore, loro sono dei buoni difensori che quindi possono fare un buon lavoro da subentrati, ma dargli la titolarità a entrambi contemporaneamente in una qualunque partita di questa Serie A, che secondo me sarà insanguinatissima, devo riconoscere che mi creava non pochi scompensi, oltre che emotivo-psicologici anche a livello gastroenterologico. Se sentite rumori di sottofondo non vi preoccupate, sto registrando, ma essendo un essere umano che vive sul continente e non sulla nostra bella isola, sta arrivando l'apocalisse praticamente, il cielo sta cagando fulmini da un paio di ore. Detto ciò, quindi l'importo di Palomino, sebbene sia comunque un giocatore che ci sta arrivando, va benissimo perché sta arrivando a zero. E di esperienza sì,
ha dietro di sé anni e anni di Atalanta, quindi è una fucina di personalità per la squadra, di bravura, di qualità. Il contraltare è che ha giocato pochissimo l'anno scorso e inevitabilmente bisogna vedere in che condizioni è, signori. Bisogna vedere a che livello è di preparazione fisica, bisogna vedere quando può effettivamente essere utilizzabile in modo costruttivo e positivo all'interno della nostra rosa, però dandogli insomma tutto il tempo del caso, che io non credo neanche che sia moltissimo in fin dei conti, diciamo un mesetto per averlo a pieno regime nella nostra rosa, è sicuramente un ingresso che a me, devo essere sincero, non mi è dispiaciuto per niente, senza contare che poi arrivando praticamente a zero il tutto è molto ben accetto. Stesso dicasi poi per il recupero fisico, per la rimessa in forma, diciamo, di Mina, che da quanto viene dalle notizie che possiamo pescare in giro sembra stia andando molto veloce, quindi dovrebbe essere anche lui a pieno regime come il resto della squadra entro non troppo tempo. Detto ciò, signori e signori, ieri si è giocato Cagliari-Carrarese. Un netto 3-1 da parte nostra. Bisogna riconoscere che questo inizio di Coppa Italia ci ha messo davanti un avversario che, sebbene molto coraggioso e che si è rivelato anche pericoloso in alcuni momenti di partita, più per demeriti nostri, è comunque un avversario che tecnicamente è più modesto rispetto a noi, quindi è indicativo di una bella messa in prova, messa in strada, insomma, della nostra squadra, ma non ci deve ingolosire più di tanto perché comunque sia, con tutto il rispetto del nostro avversario, che stiamo giocando anche lui una Coppa Italia, ha comunque dei mezzi tecnici più limitati rispetto ai nostri. Prima di buttarci definitivamente nel commento, vi ricordo, se avete piacere, di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace, un commento, mi raccomando, fomentiamoci insieme in questa avventura cagliaritana, e se anche non tifate il Cagliari siete ben accetti, perché qua si parla di calcio per pura passione, nel rispetto di tutte le tifoserie e le squadre. E vi ricordo che abbiamo anche TikTok e Instagram. Allora, ieri ci siamo presentati con un modulo che a me mi ha rincuorato di più, ma perché sono un tradizionalista, insomma, un 4-3-1-2, con Scuffet, Zappa, Vitesca, Luperto e Azzi a chiudere la sezione difensiva del nostro campo, insomma, con Scuffet fra i pali, poi De Iola, Marin, Augello, Messi insieme a Messi poi in pura centrocampistica, con poi Luvumbo, Piccoli e Pavoletti a creare questa sorta di tridente che mi ha creato un certo momento di fomento, anche perché per la prima volta rispetto all'anno scorso abbiamo effettivamente tutti gli attaccanti perfettamente in tiro, in forma, che si sono messi a disposizione del nuovo mister, senza infortuni, senza niente, e mentre lo dico mi gratto, ve lo dico. E quindi l'aver sperimentato effettivamente questa tipologia di fomento di attacco non mi è dispiaciuto per niente, anzi ha dimostrato coraggio, aggressività, che è quello che forse ci salverà se riusciremo a salvarci all'interno di questa nuova Serie A. L'inizio della partita porta subito in realtà a panico da parte nostra, praticamente in tutti i sensi, perché è proprio panico, ovvero il giocatore della Carrarese che impensierisce la nostra difesa, passatemi la battuta, ma era necessaria farsela, parte sulla destra praticamente, riesce a effettivamente a stordire la nostra difesa che ancora era negli spogliatoi in quel momento, bisogna essere onesti e sinceri, per un paio di minuti siamo stati in bambola totale. Infatti già mi stava salendo il fomento in senso negativo, parte sulla destra, fortunatamente Scuffet riesce a prendere questo pallone abbastanza lineare, insomma, come traiettoria, e la cosa non ci preoccupa più di tanto. 2 minuti dopo, al terzo minuto, la Madonna, ci stanno lanciando le bombe qua, bellissimo. Al terzo minuto di nuovo panico, questa volta con una conclusione dalla lunghissima distanza, ma fortunatamente per noi, insomma, e pur sempre con tutto il rispetto, sempre passatemi la battuta, ovviamente, panico della Carrarese, se avesse buttato dentro quella palla da quella distanza lì, non sarebbe panico della Carrarese.
con tutto sempre il rispetto del mondo, insomma. Poi per carità, capitano quei momenti in cui ti vengono i tiri a Ronaldo dell'Inter, a Ronaldo del fenomeno, però se proprio con noi devono sempre capitare, dico io, no. Al quarto minuto finalmente abbiamo un turgido sussulto di risveglio dove Pavoletti finalmente partendo con un bel cross dalla destra, se non mi ricordo male, servito se non mi ricordo male, servito proprio da un inserimento di Piccoli. Pavoletti tenta di sfruttare questo bel cross con un colpo di tacco, ma anche qua la porta finisce leggermente a lato, però sarebbe stato anche qui molto fomentante. Quando Pavo prova questo genere di cose vuol dire che si sta divertendo e se si sta divertendo lui, anche da primo minuto, di solito mi piace vederlo di più come subentrato, ma l'ho visto entrare benissimo, vuol dire che abbiamo la partita, non so come dirlo, in controllo, siamo tranquilli. Al tredicesimo, quindi dopo una fase di studio, parte poi Marin che libera bene molto Luvumbo ovviamente sulla destra, ma il nostro campione, perché di campione si tratta per me, con quella gamba, con quella capacità di corsa, di dribbling, è davvero un gran gioiello Luvumbo, il nostro Zitone, tira di sinistro, ma come sempre sembra che il problema cronico di Zito, ovvero la conclusione definitiva, c'ha sempre qualche lieve difetto, quindi il suo calcio di sinistro finisce al lato della porta e Bleve quindi può rimanere tranquillo. Sempre intorno al ventesimo, quindi altri 5 minuti dopo, più o meno Zappa, incursione di nuovo dalla destra, con Piccoli questa volta che stoppa la palla, il controllo però non è perfetto e quindi l'occasione sfuma molto velocemente con una effettiva perdita poi di controllo palla da parte nostra. Di nuovo Marin, di nuovo Piccoli, 5 minuti dopo più o meno fotocopia dell'azione di prima, questa volta però piuttosto che un cross, un lancio in profondità, il nostro attaccante di nuovo problemi di controllo, di nuovo quindi la palla che finisce tra le braccia di Bleve. Pochi minuti dopo, al terzo tentativo effettivo di controllo palla, Piccoli riesce a sfruttare bene un ottimo inserimento in profondità di Luperto e mi è piaciuto tantissimo questa incursione lupertiana all'interno della centrocampistica avversaria. Piccoli questa volta controlla bene il pallone, sinistro sotto le braccia del portiere toscano con gol di Piccoli, ennesimo insomma gol di Piccoli da quando indossa la nostra maglia. In quei primi due momenti di assenza, insomma, di possibilità di buon controllo da parte sua, che ci hanno privato di un'effettiva azione, che potevano essere delle palle gol, mi aveva un attimo impensierito, ma mi rendo conto che siamo ancora un po' lontani da quella che è la piena effettiva forma, per quanto siano già a buon punto, secondo me. Io concordo poi con le dichiarazioni post partita di Nicola, che commenteremo poi insieme alla fine di questo commento, con il fatto che ancora ci vuole un attimo di assestamento a livello fisico. Piccoli deve ancora lavorare per essere alla piena forma e devo essere sincero, l'ostinazione con cui ha cercato comunque questi palloni e il fatto che poi comunque sia, anche se su tre è riuscito a fermarne bene uno, se quell'uno poi mi finisce in porta, io non ho alcuna intenzione di lamentarmi, perché quando mi sarà poi a piena forma, su tre palloni me ne fermerà tre e poi magari su questi tre, magari due vanno tirati in rete e uno sicuramente in porta anche lì. Quindi non mi va per niente male. Pochi minuti dopo siamo on fire al 39esimo, di nuovo Piccoli che mi svetta di testa su un bel cross da calcio da fermo. Passa quindi la palla con questo colpo di testa a Pavoletti. Pavoletti ovviamente non sbaglia, la palla leggermente deviata a quel punto termina nella porta avversaria. Concludiamo quindi un primo tempo con un effettivo controllo pieno della partita, una superiorità di 2-0 e abbiamo dimostrato che abbiamo un tridente d'attacco che, per quanto debba ancora lavorare di lavoro di recupero palla, perché comunque c'è un po' di scollamento ancora fra se dovessimo giocare con questo effettivo tridente e il resto della squadra. Molto spesso bisogna aspettare che ci siano magari delle incursioni anche da settori più arretrati, vedi da Zappa, vedi dallo stesso Luperto, che poi sono quelli che hanno fomentato principalmente le azioni. A livello di centrocampo, forse bisogna cercare di abituarli a lavorare con un tridente, quindi a parte Augello che è abituato a seminare il panico all'interno delle aree di rigore, delle fasce dei nostri avversari,
gli altri devono riuscire ad alternare meglio la fase interdittiva con quella poi di fornimento e rifornimento di palloni per le sezioni di attacco. E dall'altro lato anche i nostri davanti devono fare un pochino più di lavoro di sacrificio e indietreggiare quel paio di metri in più per far sì che sia più facile anche recuperare questi palloni, perché altrimenti rischiamo uno sfiancamento dal punto di vista fisico sia del centrocampo che della difesa nel percorrere una quantità di metri non indifferente, soprattutto dei terzini, nel foraggiare poi di palloni i nostri attaccanti. Quindi compattarci un po' di più tra davanti e centrocampo in modo tale che sia più facile anche il foraggiamento di cross o di allungamenti verticali per lasciar correre magari quelli più veloci che siano, vedete, piccoli e soprattutto Zito. Fatto sta che iniziamo un secondo tempo nel nome di Augello che praticamente sulla sinistra fa tutto quello che vuole, riesce addirittura a portarsi praticamente in piena area di rigore, ha defilato ovviamente, con un bel calcio di destro, ma la palla che finisce leggermente fuori. Sono quelle incursioni che Augello ti fomenta quando le fa e tu ti commuovi ogni volta. Arriva poi De Iola, signori, con un bel colpo di testa da un cross creato praticamente da un calcio d'angolo, ma anche qui la palla finisce fuori di poco, ma finisce fuori. Intanto poi vi volevo notificare anche che al momento attuale non sono stati fatti cambiamenti all'interno della squadra, non è entrato nessuno, i cambi arriveranno soltanto in una sezione più avanzata del secondo tempo con a dopo al posto di Deiola, con Obert al posto di Luperto, Prati al posto di Marin e per ultimo e non ultimo Kingston, il nostro Mutandua, insieme alla Padula poi che cambieranno il Pavoletti e per ultimo Kingston Luvumbo. Detto ciò, andiamo avanti, signori. Al 50° siamo Azzi che prova un bel tiro al volo dalla distanza, ma anche qui poco preciso, ovviamente sono quelle cose che se ti riescono crolla giù lo stadio, ma ovviamente ci può anche stare che non vengano, però è la cattiveria che bisogna far vedere e sottolineare. Siamo fomentatissimi e siamo in un assalto praticamente alla baionetta continua con di destro, di sinistro, di infilata al volo, di testa nell'area piccola della Carrarese. Proprio in questo momento, signori, proprio in questo momento c'è poi un calo di tensione da parte nostra perché praticamente Coppolaro riesce a spedire di pochi metri la palla, per un calo di tensione dalla parte della nostra difesa, riesce a spedire la palla verso la nostra porta e va vicinissima al gol la Carrarese e il minuto dopo, al 53esimo, accorcia proprio con un gol fatto dal solito Panico che era scomparso per 40 minuti, si è rifatto vivo, un'indecisione di uno della nostra difesa con Scuffet che anche lui si fa una mezza dormitina stavolta e effettivamente lascia spazio libero a questo gol abbastanza facilotto poi alla fine di Panico. Augello continua a fare il panico sul suo settore di fascia, calcia di nuovo con un bel tiro da fermo procuratosi all'interno della tre quarti avversaria, ma questa volta la difesa è più schierata e quindi il pericolo per la Carrarese è minore. Di nuovo Marin al 69esimo gira al volo un bel cross sulla destra, ma il portiere toscano, anche qui un altro gol fomentante sarebbe stato, ma sono quei gol difficilotti, niente da fare. Continuiamo a provare a tirare pallonate contro questo poveraccio toscano, ma con tutto il rispetto, nel senso di dire che sta pigliando pallonate da tutta la partita perché è un attacco bello potente. Continuiamo a foraggiare, insomma, di palloni verso la porta avversaria, ma o per troppo tecnicismo o per troppo fomento non riusciamo a buttarne dentro più di tante. Il portiere toscano riesce comunque a tenere bene il pallone. Arriviamo al 70° con il nostro terzo gioiellino. Prati, un bel rimpallo in area di rigore, dato da un'azione, un mischione, insomma, partito da un cross sulla sinistra. Arriva quindi il pallone in area di rigore, mischione con la difesa, Prati prende il rimpallo e via, batte Bleve da pochissimo. Sono quei gol inesorabili e ineluttabili. C'è stato poi l'ingresso in questo momento di La Padula che colpisce intorno al 79esimo di testa da pochissimi passi, ma Bleve questa volta è più proattivo e riesce a anticipare il pallone.
Ultimi brividi sempre da parte nostra, con un bel calcio d'angolo, con un buon tentativo da parte dei nostri saltatori per cercare di buttarla dentro, ma la difesa della Carrarese questa volta riesce a gestire bene le sue retrovie e rimpalla via. Per concludere con una storia praticamente speculare dall'altro lato, quindi a scapito nostro, calcio d'angolo per la Carrarese con Scufè che stavolta che salta sopra tutti, abbraccia il pallone e a quel punto, dopo un paio di minuti di recupero, si conclude questa nostra prima incursione nella Coppa Italia con un netto 3-1. Allora, a me non mi è dispiaciuto proprio per niente, non mi è dispiaciuto proprio per niente come è andata questa partita. Perché? Perché oggettivamente abbiamo affrontato il tutto con una modulistica che non mi è dispiaciuta. Abbiamo praticamente fatto un 3-4-3 puro, con in una prima fase di partita effettivamente una vera e propria difesa poi a 4. Quindi c'è questa interscambiabilità fra quello che è un centrocampo a 4 e una difesa a 4 con poi un centrocampo a 3 e le due punte davanti, a seconda del momento di partita. Anche perché utilizzando sulle fasce i nostri terzini, Zortea era fuori per un problema fisico, insomma, effettivamente non mi è dispiaciuto, perché abbiamo adesso, secondo me, a furia di provare a insistere, gli interpreti per potercela fare. Quindi, fra gli acciacchi di Zortea, fra gli acciacchi di Viola, il fatto che in questo momento quindi di indisponibili ci sono loro, però abbiamo Azzi che è in partita, c'è Felici che può sostituire Zortea, il fatto di poter giocare comunque con un 3-5-2, 3-4-2-1, 4-3-3 praticamente anche volendo, abbiamo effettivamente combattuto bene. Come dice lo stesso Nicola, la prestazione è stata ottima perché si stanno applicando in lavoro, in mentalità, tutti i nostri giocatori. È stato bello il riscontro del pubblico di questa squadra, che comunque ha visto partire molti dei suoi protagonisti della gloriosa stagione dell'anno scorso. Eppure l'apporto della nostra tifoseria è sempre incredibile. Abbiamo delle perplessità, lo dice ancora lo stesso Nicola nell'intervista post partita, a livello di completamento della squadra, perché inevitabilmente abbiamo integrato un altro bel giocatore come Palomino, dobbiamo lavorare ancora per Mina, deve riprendersi fisicamente, Luperto ha sostituito Dossena, però ci sono ancora bisogno di un paio di integrazioni, forse qualcosina davanti, tant'è che si continua a lavorare su Gaetano oppure su Nzola. Il tridente lo hanno provato durante il ritiro, ci ha già detto Nicola in questa intervista. Gli attaccanti gli dispiaceva proprio, l'ha detto proprio, mi è piaciuta tantissimo questa cosa, la voglia di farli giocare tutti. Dispiaceva lasciare in panchina anche solo uno di questi attaccanti che gli piacciono uno più dell'altro praticamente. Certo che, come dicevamo anche prima nel commento, in una fase di non possesso, quindi di recupero palla, bisogna essere più proattivi, perché se alimentiamo soltanto questo tridente con il lavoro di sacrificio del nostro terzinaggio, delle ali, insomma, volendo, se giochiamo poi con la parte più avanzata, o comunque sia appesantendo di chilometri sulle gambe soltanto quel settore e il nostro tridente non indietreggia un pochino anche per aiutare in possesso palla nel recupero, rischi poi effettivamente di sovraccaricare fisicamente metà della squadra, magari già a metà partita, rischiando poi le imbarcate brutte con delle squadre magari più fisiche, più tecniche, superiori alla nostra. Nicola è soddisfatto e devo essere sincero, anch'io, per quanto io non conti un cazzo, signori, sono un tifoso come tanti altri, però
bisogna essere veramente sinceri, a livello difensivo mi sono piaciuti tutti. Scuffè ha avuto qualche dormitina, ma come anche la nostra difesa ha avuto qualche dormitina in certi momenti. Però se sono delle dormitine che alla fine portano un gol e davanti ne riusciamo a buttare dentro tre, quindi controbilanciamo con un ottimo attacco, io trovo plausibilmente comprensibile un momento in cui ancora, non essendo in piena forma, ti prendi anche un gol dalla Carrarese. Quindi sono molto più pacatamente ottimista rispetto a quello che non ero neanche qualche giorno fa, insomma. L'aver utilizzato Zappa, Vitesca e Luperto per poi mettere Azzi, Augello, Marina e Deiola, con praticamente un Augello che ogni tanto indietreggiava, trasformando la difesa pura a 4 e lasciando il centrocampo a Paolo, Marina e Deiola, è praticamente quello che salverà, secondo me, la nostra difesa. Perché se vogliamo giocare a 3 e mantenere questo centrocampo, io infatti ve l'ho presentato quasi a sfregio come un 4-3, come un 4-3-3, un 4-3-1-2, anche se effettivamente un 3-4-3. Il 3-4-3 prevedeva Zappa, Vitesca e Luperto, che hanno fatto una bellissima partita. Quando c'è il momento di spingere un po' di più, cosa fai? Zappa avanza, Augello lo segue in parallelo, quindi praticamente la difesa diventa a 4, i terzini avanzano quasi insieme, con Marina e Deiola che mi lavorano più di interdizione e quindi salgono le ali, da terzini mi diventano ali e riescono a foraggiare il tridente, che era Piccoli, Zito e Pavoletti. Centrocampo, signori, nulla da dire, sia per i subentrati a dopo, robe varie, sia per Marina e Deiola da titolari. Augello ha fatto il fomento, signori, sulla sua fascia come fa sempre. Azzi, ottimo lavoro come sempre. Anche lui, bel lavoro interdittivo di aiuto alla difesa. Ci sono stati dei momenti in cui praticamente eravamo in 5 schierati quasi dietro e nonostante tutto il centrocampo teneva quando avevi soltanto Marina e Deiola che organizzavano un po' il gioco. Marina mi piace a livello di piedistica, di registica. Ho adorato l'incursione di Luperto in avanti che poi ha fomentato il gol, che ha portato insomma il nostro vantaggio, quello che forse un po' ha annichilito poi la Carrarese. Quindi bene, sono quel genere di giocate, di incursioni che ci portano in avanti, ripeto, qualche lieve dormitina, ma dietro tutti promossi, centrocampo tutti promossi e signori, niente da dire anche davanti promossi. Sì, Piccoli ha avuto qualche piccola imprecisione di controllo nella prima fase di partita, ma se poi continua a chiamare palloni, continuano a foraggiarlo, è una questione di statistica, di quantità, a furia di tirarli, alla fine qualcosa butti dentro e infatti così è stato, così è stato. Questo ragazzo, signori, è una bella bombetta e secondo me, per quanto fisicamente ci stia già, non siamo ancora per niente alla sua piena forma. Sono convinto che sia davvero una bombetta per questo campionato. Tant'è che vedi anche proprio ringiovanito, ringalluzzito, oh, signori, Pavoletti, che è vero, stiamo giocando sempre con la Carrarese, ma un Pavoletti comunque così fomentato dal primo minuto, che mi fa praticamente quasi tutta la partita, o comunque almeno una sessantina di minuti lisci, non mi perde di ritmo, crea palle, colpo di tacco, signori, su cross, pochi minuti all'inizio della partita, cioè lo vedi che ha riguadagnato in fiducia, perché vede comunque una squadra bella propositiva, cattiva, c'è un Cagliari col tridente, signori, bello da vedere, mi è piaciuto. Zitone fa sempre il suo, ma siamo abituati che non sia precisissimo nel tiro, ma comunque sia, con un piccolo in più da quel lato, o anche un Mutandua quando poi mi entra, è vero che va a sostituire Luvumbo, ma comunque sia, con dei giocatori freschi lì davanti, giovani di scatto, ok? Un Luvumbo in più che riesce con le sue incursioni a bruciarsi tre quarti delle difese della Serie A, perché così è anche quelle molto più tecniche della nostra, molto più, molto più ricche, diciamo, proprio dal punto di vista sia economico che tecnico della nostra. Zito se le lascia dietro. In quel momento lì, se piuttosto che fare un tiro mi crossa, mi appoggia in mezzo, io sono convinto che con un piccolo in più in quella zona lì o un Pavoletti in partita come oggi, possiamo essere molto pericolosi per tutti, eh. Detto ciò, abbiamo commentato la partita, abbiamo commentato quello che ha detto Nicola a grandissime linee. Nel succo Nicola dice che c'è ancora qualcosina da fare sul mercato, che fisicamente secondo lui siamo ancora un po' lontani dalla piena forma, però ci sta, che Mina appena tornato bisogna lavorare anche lui. Insomma, difensivamente io direi che abbiamo un po' chiuso il cerchio, sinceramente, ormai con l'ingresso di Palomino, Mina, Luperto, ci stiamo, Zappa, Augello, io me li terrei
insieme a Dazzi in alternanza poi per il terzinaggio con Zortea e abbiamo concluso il gioco in quella zona lì. Se vogliamo giocare a 3 a questo punto si è anche più tranquilli perché abbiamo, ripeto, Luperto, Mina e Palomino con poi subentrati Vitesse, Cazzidiacos e Obert, che presi comunque uno alla volta possono stare perfettamente anche all'interno della difesa 3. A me crea più scompenso se vedo soltanto Vitesse, Cazzidiacos e Obert, ma se gioca soltanto uno dei tre e gli altri due sono un pochino più vigorosi a livello di esperienza, di praticità, vivi tranquillo anche con la difesa 3, soprattutto perché poi i tuoi terzini te li utilizzi per fare molto lavoro di interdizione. Vedi Azzi ieri, vedi Augello, che mi indietreggiavano quando serviva, facendo molti chilometri sicuramente, ma restando comunque perfettamente in tiro per tutta la partita. Quindi ci sta. Centrocampo, io devo essere sincero, non darei altre integrazioni perché abbiamo un bel Felici che si è posto molto bene in sostituzione di Zortea se serve. Speriamo di recuperare prestissimo Zortea, ma poco male. A dopo va bene, Macumbu e lui, lo sappiamo sempre, De Iola, Viola si deve riprendere qualche acciacchino, ma va bene, Marina è ritornato benissimo. Io al centrocampo non avrei niente da dire, davanti sicuramente mi piacerebbe avere in squadra, al di là di Pereiro, che è sempre un po' un'incognita, bisogna vedere se e come rientrerà nei giri di Nicola, non penso sinceramente, però bisogna vedere. Mi piacerebbe avere un trequartista coi controcoglioni nel caso dovessimo un po' paccioccare a livello di modulo. Quindi io incrocio tutto quello che posso incrociare per un plausibile ritorno di Gaetano, però insomma il mercato piano si sta avvicinando un po' alla conclusione, mancano un po' di 2 settimane abbondanti, però vediamo. Però anche se dovesse rimanere così, signori, un tridente plausibile con o Luvumbo Pavoletti piccoli, oppure la Padula Mutuanda Luvumbo, io non ci sputo per niente sopra, anche perché anzi direi che i presupposti ci sono per poter avere una squadra secondo me molto più poliedrica alla fine rispetto a quella che poteva essere l'anno scorso, dove siamo sempre lì per motivi più che altro di sfiga, cioè a livello di infermieristica ci siamo trovati praticamente con mezza squadra del settore avanzato in infermeria per quasi 6 mesi. Mancosu, Sciomuro, dove Pavoletti, la Padula, cioè, c'è stato un momento che avevamo praticamente punte, erano quasi Gaetano e Ristagno, e quindi con Luvumbo che era andato per farsi anche la Coppa d'Africa, quindi ciao a tutti. Speriamo di passare una stagione un pochino più serena da quel punto di vista, però insomma, io credo che ancora magari un mezzo colpettino davanti lo darei, però vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Detto questo, abbiamo integrato con le notizie di mercato, commento della Coppa Italia l'abbiamo fatta, commento delle parole di Nicola l'abbiamo fatte. Signori, non ci resta che salutarci. Vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a mettere un mi piace, un commento, ditemi cosa ne pensate, come stiamo messi. Si avvicina, signori, lo faremo verso la fine di agosto, il nostro video fomentante su quello che è la mia consigliistica di base della fantacalcistica totalizzante di questo canale, quindi i miei personali consigli anche a me stesso, perché poi devo fare anch'io 2 fantacalcio, signori, speriamo di portare a casa almeno uno quest'anno, vediamo. Se avete piacere quindi iscrivetevi, collaboriamo, signori, tutto gratis, e datemi un po' di sostegno, io vi darò tutta la mia passione come al solito. Abbiamo anche TikTok e Instagram, è sempre un sardo sul continente. Io sono Franco Nusinas e noi ci risentiamo presto. Aio e ciao a tutti.